Siamo con Maurizio Bernardo, Presidente della Sesta Commissione Affari e Finanze. E allora, Bernardo, qual è il messaggio che la politica vuole dare agli enti? Vi sosteniamo, collaboriamo? È un messaggio di vicinanza e attenzione, e quando con l'amico e collega onorevole Sanga siamo stati chiamati a dover esprimere un parere come Commissione Finanze rispetto a temi che riguardano il sistema della fiscalità, delle organizzazioni interne al terzo settore, laddove mancava questa gamba, noi abbiamo pensato quanto fosse necessario e opportuno nell'interesse del Paese e di coloro che si impegnano in un ambito che è tutto specifico all'interno del sistema italiano. Qual è la parte più importante, il cambiamento più importante di questa riforma? Ma il senso dell'impresa sociale, dell'idea che esista, andando incontro quindi alla legislazione vigente in materia di organizzazione degli enti, della tipologia di donazioni, del trust del dopo di noi, sono diversi gli argomenti che hanno messo in risalto quanto sia necessario avere uno Stato, un governo, un Parlamento che vada incontro e semplifichi la vita di coloro che si impegnano nel quotidiano per gli altri nei vari settori dell'economia, e questo credo sia un fattore importante che ci ha portati a esprimere un parere a vostro sostegno anche per il futuro. Grazie mille. Grazie a voi.